non è una questione di applausi. 12 ottobre 2013, sono passati 3 mesi e mezzo e mai è accaduto che un contenzioso collettivo avesse un'attesa del genere. Non si chiede la luna, non si chiedono effetti speciali, sappiamo che non si possono fare le magie, ma 4 governatori, ovvero Roberto Maroni, il sottoscritto, Deborah Serracchiani, quindi Friuli Venezia Giulia, e Vasco Errani per l'Emilia Romagna, a tutti e 4 assieme abbiamo chiesto semplicemente un tavolo a Palazzo Chigi con i lavoratori e la proprietà per capire quali possono essere le soluzioni. Noi mettiamo del nostro, facciamo sacrifici come regioni, vorremmo capire se si possono salvare 1600 posti di lavoro oppure no. La partita di dimissioni è una partita che ha una componente tecnica reale e ce n'è una di politica. In quella politica delle beghe all'interno del PD non ci entro perché non lo faccio per stile. Dico semplicemente che se buongiorno si vede dal mattino non è un buongiorno, perché 3 mesi e mezzo di attesa per questi lavoratori non è una bella cosa, per le istituzioni neanche, anche perché noi siamo impegnati su molti fronti, abbiamo 170.000 disoccupati, ma dico soprattutto non è bello neanche sentir dire da un ministro nessuno mi ha mai chiesto l'incontro, cioè se nessuno sono i 4 governatori chiudete anche le regioni, così avete realizzato il progetto. Io non do consigli e faccio il governatore del Veneto, i veneti mi hanno voluto e lo faccio a tempo pieno H24. Dico solo che quando io ero ministro dicevo mi sporco le scarpe di terra, io andavo dai contadini per le aziende agricole. Penso che il ministro del lavoro dovrebbe andare in mezzo ai lavoratori a sentire la loro campana, perché non è che bisogna dar ragione a qualcuno a priori, a sentire la loro campana e poi sentire quella del datore di lavoro, della proprietà e poi quella delle istituzioni. Noi vogliamo fare la nostra parte, vogliamo essere al fianco del Ministero, però bisogna che ci siano le condizioni. Con questo contenzioso non ci sono, mai è accaduto che si attenda 3 mesi e mezzo per una convocazione. In realtà è un parolone, perché qui stiamo parlando di una famiglia di riferimento a livello internazionale in Svezia, stiamo parlando di interlocutori che spesso sono dei dipendenti, dei manager, dei grandi dirigenti, sono dei dipendenti di questa multinazionale. Ricordiamo che Electrolux non ha solo questa società, questa azienda, questa famiglia non ha solo Electrolux, ma questo gruppo, questa multinazionale ha altri interessi in Italia che rispondono a nome di Ericsson, Alfa Laval, insomma 6.000 lavoratori presenti sul territorio nazionale che a mio avviso valgono quanto quelli dell'Alitalia, di Fiat o di Ilva. Non si capisce perché ci sono i lavoratori contenziosi, i territori di Serie A e quelli di Serie B. Tagliare lo stipendio dei lavoratori non mi sembra che sia una grande novità, però dico, siccome io non conosco la proposta e non vorrei che l'estrema sintesi facesse dire solo tagliare lo stipendio dei lavoratori, dico, mi riservo di vederla. Dico semplicemente che tutti dobbiamo lavorare nella direzione di risolvere il contenzioso collettivo. Ho l'impressione che ai lavoratori non possiamo chiedere ulteriori altri sacrifici. Siamo in un territorio che ha il 68,5% di tasse e quindi che si riversano sul costo del lavoro, su tutto, contro un 46% della media europea.